Allora, do la parola a lei, perché ci sono stati dei messaggi un po' emblematici, uno in particolare, perché diceva se, come dice il signor Ravazzolo, non ho soldi per pagare le tasse, non ho soldi per pagare il mutuo, eccetera, cosa succede che mi portano via anche tutto quello che ho? Cosa può fare una persona Beh, intanto la prima cosa che può fare che una ha perso il persona. lavoro, perché ha detto che ha perso il lavoro da qualche Ok, anno? la prima cosa che può fare una persona è all'arrivo, magari porto l'esempio di un decreto ingiuntivo o comunque di una richiesta di denaro, è domandarsi: è giusto quello che mi stanno chiedendo? Mi stanno chiedendo troppo? È corretto? Queste sono le prime domande da porsi e non avere un atteggiamento di sudditanza nei confronti di chi te le sta chiedendo, ad esempio un istituto di credito. Cioè, tantissimi sono le opposizioni ai decreti ingiuntivi che abbiamo fatto nei confronti degli istituti di credito. Non si paga le rate del mutuo, non si paga il leasing, non si riesce a pagare, ma non perché non si vuole pagare, non si riesce a pagare. Giustamente tramite il tribunale, per esempio, la banca fa richiesta con il decreto aggiuntivo di rientrare dei propri capitali. Lì c'è tempo, 40 giorni, per opporsi a questo decreto ingiuntivo, vanno fatte delle analisi sulla documentazione bancaria al fine di rilevare delle irregolarità. Caso emblematico, per esempio, di un imprenditore che si è rivolto a noi per via di un leasing immobiliare, e abbiamo ovviamente il decreto ingiuntivo, l'istituto di leasing voleva rientrare del proprio bene. Con l'opposizione che abbiamo fatto, l'imprenditore è rimasto per ben 4 anni a lavorare all'interno della propria struttura, quindi ha avuto modo comunque di operare per 4 anni e cercare di rimediare a quella situazione di difficoltà che l'aveva coinvolto. Quindi si può fare, bisogna ovviamente avere un po' la mano ferma da questo punto di vista, anche se in queste situazioni è molto difficile averla, e comunque rivolgersi a dei professionisti che ti possano supportare in questo. Chiarissimo. Cos'altro si sente di consigliare? Primariamente psicologicamente di farsi aiutare, perché è la cosa più importante, recuperare quello che è il contatto con la vita e capire che non, come dicevo prima, non si può sapere tutto, per cui riconoscere il fatto che si può e si deve chiedere aiuto. A quel punto ricercare ovviamente strutture come la Federcontribuenti, sapendo, avendo capito, facendosi dire da chi può aver capito il fatto che ci sono professionisti. Quando si apre una squadra vincente con persone come appunto il dottor Cesari ha appena chiaramente fatto capire dalla sua spiegazione, che sanno della propria materia, sanno come poter fare. Ne abbiamo viste tante eclatanti anche a livello bancario, dopo ovviamente con tutti i consulenti tecnici bancari come il dottor Madruzzato, come l'equipe di legali, tutti quanti insieme, questa nuova famiglia come ho osato diciamo definirci, ma che portano al recupero della vita. Quindi non abbiate mai paura di chiedere aiuto, è la cosa fondamentale che deve essere sempre comunque capita, la vita è la cosa più importante che abbiamo. Ecco, nel suo percorso, signor Vassalo, lei che appunto ha analizzato, poi si è colpevolizzato peraltro, che cosa vedeva che aveva sbagliato? Dove stava secondo lei l'errore che aveva riscontrato? Nessuna parte. Non era il suo, povero. Quindi non c'era una Io avevo fine. sbagliato ma non sapevo dove. E quindi la disperazione di non sapere dove si aveva È ancora più sbagliato. grande. Sì, è proprio questo. Ecco, questa è Cioè, una cosa proprio molto importante, cioè il non capire, non venirne a capo. Sì, non bisogna Lo Stato. pensare che ci sia una colpevolezza necessariamente. Il fatto che uno ha bisogno di sapere dove sbaglia, questa è la cosa importante. E quindi deve scoprire dove sta, deve capire chi è in quel momento rispetto anche al suo sbaglio. Però questo richiede aiuto, sono d'accordo Consuelo. scusa, Nome con un po' strano, Consuelo, Consuelo scusa, della Consuelo. Federcontribuenti. Grazie. Figurati. Adesso lei sta riprendendo la sua attività pian pianino e speriamo che peraltro possa anche dare dei risultati. C'è stato un cambiamento tra prima e dopo? Ma io sono un po' più tranquillo. Vedo la vita più... E se mi arriva una boita metto A, se vuoi che pago, se non vuoi che non pago. E vivo un attimino più tranquillo da quel serenità. punto di vista là. E devo dire che questa cosa mi ha dato anche i rapporti con la gente Quello volevo chiederle. un attimino più fluidi, sono più tranquillo, prima ero teso, nervoso,
sono un po' più fluido, diciamo un po' più menefreghista, se vogliamo dirlo, capito? Lei prima mi ha chiesto che cosa provavo, sì, che cosa prova quello che coltiva l'insalata e che vede l'insalata secca, perché che sta a seccare che ha mai passato. Ecco, è la stessa identica sensazione. Chiunque che ha la possibilità di coltivare e che vede che ha coltivato la sua insalata, gli dà l'acqua, la coltiva e tutto il momento la vede appassire e dice ma perché è appassita? Mica colpa mia, io ho già fatto tutto quello che volevo, ma se c'è uno estraneo che arriva da sotto e ti mangia il cuore, questo è lo Stato. Uno Stato che tra l'altro non dà risposte, non risponde alle raccomandate. Il prefetto di Venezia mi ha risposto a ben 12 raccomandate, non mi ha mai risposto. Ecco, questa è un'altra situazione gravissima, il non avere risposte, e l'ha detto ben chiaramente. Non avere risposta, avere paura. Adesso purtroppo stiamo vedendo che tanti vogliamo aprire un'azienda perché comunque vogliono continuare a cercare di far correre, camminare, crescere il Paese Italia. Il problema è che inizia aprirlo e quando inizi con la burocrazia, come dice sempre Loris, inizia a sudare freddo. Perché ho uno Stato che mi complica le cose, che mi chiede prima il documento 1, poi l'1/1, l'1/11A, che non serve assolutamente a niente, che mi crea solo più problematiche e poi però io i soldi li ho spesi, signori, nel momento anche in cui io sto facendo un'attività, voi l'anticipi sull'IVA, sugli ordini, su questo, me li chiedete, io ve li devo dare, ma se io nel frattempo non incasso perché per X motivi a me i soldi non arrivano, allora hai anche la paura di aprire l'azienda, hai la paura di iniziare ad affrontare qualsiasi cosa nella vita, anche perché dici ok, ci provo, vado avanti, lo faccio. Nel momento in cui ho problemi, chi è il mio interlocutore? A chi mi rivolgo? E per quello nascono le associazioni, per quello che a un certo punto le persone dicono adesso basta, ci mettiamo insieme, iniziamo a far fronte ad aiutare chi si trova e poi tutti quanti insieme, come ha detto Loris, vado a fare la denuncia. Iniziamo a denunciare lo Stato per istigazione al suicidio. Voi state facendo queste azioni di denuncia? Stanno iniziando anche con altre associazioni, comunque stanno iniziando determinati tipi di denunce differenti, ma si può anche andare dai carabinieri, denunciare, dire bisogna fare un qualcosa perché lo Stato, Federcontribuenti parla, Federcontribuenti grida, tutti lo facciamo, anche basta fare l'intervista per strada, ne fate tanti, sono tutti scontenti, sono tutti stufi, tutti stanchi. Però di fatto la situazione continua in alto. Io ho visto le interviste che fanno, le fanno purtroppo in centro, dove c'è persone che spesso intervistano gente che è fuori dal mondo del lavoro. Sì. Di andare nelle aziende, lo sa una cosa che io facevo, che adesso faccio meno, quando correvo per strada, anche questo che sarà, anche questo è chiuso, mamma mia. anche questo, e questo ti deprime ancora di più, perché dici ma se quello che era più forte di me ha chiuso, quell'altro che era più forte di me ha chiuso, io come faccio? Forse quel signore ha detto siamo stati un po' troppo individualisti, però questo individualismo ci aveva arricchito. Certo, abbiamo una telefonata, quanto deduco. Pronto? Sì, salve. Salve, da dove Buongiorno, chiama? Da Padova. Sì, dica. E intanto il signore, quello con la maglietta nera che mi sfugge come si chiama, Ravazzolo. Loris. tanta solidarietà perché deve essere proprio una brava persona da come si esprime, insomma, quello che gli è capitato. Però vengo a me, io ho perso il lavoro 2 anni fa e non riesco a inserirmi per l'età che come dicono, ho 50 anni, 52, però ho una situazione che praticamente ero dipendente, ti dicono sei troppo vecchio oppure sei, cioè io non gli auguro a nessuno quello che mi è capitato a me, cioè cosa ti viene in testa, ma non perché lo vuoi te, cioè io ho fatto delle cose che adesso che sono passate, perché poi grazie a loro anche altri gente ho fatto dei corsi, però non gli auguro a nessuno una cosa del genere, perché perdi la dignità, perdi tutto, perdi. Cioè, io ho avuto la famiglia, per fortuna, i figli, che però, sai, può succedere che si stancano prima o dopo. Però quello che ti viene in testa, cioè i pensieri di tutto, il fallimento, cioè quando hai mangiato tutto, quando ti sei mangiato i soldi che avevi, è facile dare un consiglio a uno quando stai bene, però devi dare... Dico con il cuore, mi viene le lacrime, non gli auguro neanche al peggior nemico. E quello che hanno fatto a me, i signori quelli che hanno fatto a me questo, non glielo auguro neanche a loro. Perché chi ha soldi è ancora peggio. Chi ha soldi e
si vede perso, perché noi siamo in 30.000 a casa, dipendenti, che non so fino a quando duriamo. Cosa succederà più avanti? Mi auguro che succeda qualcosa di bene. Mi auguro. Buona giornata e vi ascolto sempre volentieri. Grazie, grazie della sua testimonianza. Ecco, siamo giunti al termine, con questo deve aggiungere qualcosa, perché noi abbiamo parlato di imprenditori, in realtà volevo appunto, l'ho sempre detto, anche lavoratori, perché poi perdere il lavoro è una tragedia. Più che mai il cioè fare riforme come state quelle che sono state fatte con la riforma Fornero e mettere nel disastro persone che hanno appunto 50 e più anni con responsabilità familiari, con carichi, con tutto. È una colpa gravissima di miopia imperdonabile. Dello Stato però. Dello Stato, non assolutamente dello No, il Stato, signore- non della persona. No, No, ma della il signore persona. ha detto una cosa che bisogna far capire, secondo me, sempre di più. È vero che ci sono determinate persone che sbagliano, per carità è normale, però in questo caso non si è perdenti, è lo Stato che ti ha portato a perdere perché non ha difeso il contribuente e ricordiamo una cosa, il contribuente è anche il semplice lavoratore perché paga le tasse, Certo che paga i contributi. Poi arriviamo a quelle situazioni allucinanti, imprenditoriali, ma è lo Stato che mi fa perdere, non è la mia incapacità. Loris ne è un esempio lampante. Assolutamente. Ecco, quindi ricordatevi prima anche di fare delle considerazioni tragiche, rivolgetevi a chi può darvi una mano, chi può darvi un suggerimento, un aiuto, una consulenza, un supporto, rivedere la vostra posizione. So che sembrano parole inutili, in realtà non lo sono. Non si è da soli, questo è importantissimo. Bisogna mettersi insieme, cioè bisogna ritrovare lo spirito di solidarietà. Loris diceva la civiltà contadina aveva questo spirito di solidarietà. Vabbè, i tempi sono cambiati, però il bisogno umano di essere solidale, di creare rete, rimane. Ecco, quindi usiamo questi sentimenti, questa rabbia per dire cosa posso fare, vado a cercare qualcuno. E non vergognarsi, e soprattutto non vergognarsi. Io volevo brava. far notare una cosa, io ho ricevuto la solidarietà da chi? Da una persona in difficoltà, che conosce quello che si sta Autoaiuto. Certo. Allora la solidarietà ce l'abbiamo solo tra di noi. L'autoaiuto. Il problema è che non viene da chi vorremmo venisse, perché in trasmissione, anche se c'è qualche paparazzo che guarda, qualche burocrate del cavolo che guarda o ramena carte, non ce li farà mai solidarietà. Quello pensa solo alla sua pancia e al suo posto, alla sua posizione di dominio, ma devono stare un attimino attenti, perché le rivoluzioni... Quando ci si stufa... Ricordatevi che leggetevi la storia. Detto questo, io vi ringrazio del vostro intervento, grazie ai nostri ospiti, naturalmente in bocca al lupo, tenga duro, mi raccomando, al signor Ravazzolo, a voi grazie di aver partecipato, di averci seguito, come sempre le puntate le trovate anche sul web in replica e poi naturalmente su TV7, canale 87 TV7 News. Noi ci vediamo come sempre domani, grazie.